difficile, ma riuscirò a collegare tutta una serie di argomenti molto disparati, più diversi tra loro, tutto uno dietro all'altro, perché ci sono parecchie cose che dovrei recuperare, per esempio le parole di Manna, poi ci sono state altre cose, si torna a parlare di Højlund, cominciamo. Non vorrei, cioè, chissà che cosa riesco a mettere in copertina, il titolo che ne esce, perché se poi è tutto su Højlund, no, perché l'argomento Højlund si racchiude facile, ma devo cercare di collegare tutto. Benvenuto Carmine Laporta, apriamo la porta ai nuovi iscritti e chiediamo un like ai vecchi, magari i nuovi non sanno che i like si devono mettere a prescindere, voi date l'esempio, la mia community dà l'esempio. Allora, prima di tutto, allora io mi sposto di qua, togliamo questa cosa e magari aggiungerò gli screenshot delle fotografie per ogni argomento. Un argomento che c'entra poco, che però volevo almeno toccare perché non l'ho sentito, gli striscioni nella curva della Roma presi da una canzone. Io non voglio dire parole che poi magari YouTube riconosce in un certo modo e poi ne ci vado di mezzo io, ma insomma aspettiamo, perché non se ne è parlato proprio e si parla sempre della Lazio sotto quel punto di vista, capito? Una sorta di acerbismo all'estremo livello, però dice che stanno indagando se ci sono delle cose da indagare, così come vedi, perché era Zeman, allora io posso collegare, facciamo gli auguri a Zeman, la Roma, questa cosa qua. Nell'indagare ho letto anche che Lautaro adesso indagano dopo. Signori, indagate dopo, cioè dopo che lui comunque ha giocato la partita che non doveva giocare, ha segnato pure, indagate dopo, se lo squalificate dopo ce ne andiamo tutti, ce ne andiamo tutti. Comunque, tolto da mezzo questo, che diciamo è un non argomento che non, cioè, ci riguarda, perché ci riguarda, ecco, lo sono riuscito a collegare per quanto riguarda il Napoli. Ieri è successo Motta è successo, eccetera eccetera, e qua apriamo il discorso dei fossi scansati. Partiamo da un presupposto. Non so se questa dichiarazione, perché mi devo fidare di Pianeta Napoli, altre volte hanno detto cose eccetera eccetera, mettono un virgolettato. Io Umberto non lo posso seguire 24 ore, lui parla 24 ore su 24, non ci riesco a seguirlo. Se è una delle cose che ha detto durante i suoi interventi nella radio, non lo posso così. Ma in generale ci siamo scansati un fosso con Garnacho, è criticato a Manchester, è un giocatorino. È una delle frasi più cretine, non è Umberto, è la frase che è cretina, della storia del calcio, di tutto il racconto del calcio, e ci arriviamo perché non si può, cioè, parliamo del Manchester, parliamo della squadra dove si rovinano i più grandi campioni, una squadra disastratissima. Allora McTominay, ci arriviamo con calma. Tra i fossi scansati, che adesso uno si diverte, c'è anche Motta, perché ricordiamo che De Laurentiis in Motta aveva intravisto una possibilità, prima poi di arrivare a Garcia. Ci sono state altre parole di Garcia, collegherò tutto, voi non perdete il filo, statemi dietro, seguitemi gli accordi e statemi dietro. Motta è là a turno, se Motta fa bene, allora io dissi questa cosa, dissi De Laurentiis l'intuizione giusta l'aveva avuta con Motta, perché l'anno scorso Motta non fa bene, fa benissimo con il Bologna, però in questo momento le difficoltà di Motta sono incredibili, e ieri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai danni per merito dell'Empoli, un Empoli che doveva fare 3 o 4 di gol e stavano per essere puniti, avrebbero dovuto essere puniti per la loro spreconeria, ma vincono ai rigori. Vlahovic, un fosso scansato, i fossi, ci arriviamo, calma, dovete stare calmi, arriviamo pure a Højlund. Insomma, Motta sta in grande difficoltà, ha detto mi vergogno, è una vergogna, e ha scaricato completamente i suoi calciatori, ha detto per la prima volta io non posso difendere nessuno
e ha parlato, e molti hanno detto queste sono parole da uno che o si dimette o viene esonerato, perché ha completamente scaricato tutte le responsabilità di quello che è successo, perché ha detto noi altre volte abbiamo perso, si può perdere, si può sbagliare una giocata, ma l'atteggiamento, il pensare di avere tutto, dare tutto per scontato, che tutto ti è dovuto senza metterci il tuo impegno, sono frasi forti, sono frasi molto gravi, e quindi si aspettava un intervento della società, perché adesso quello che stanno dicendo i tifosi della Juve parla, ognuno se la prende con qualcuno. Cop Miners, fosso scansato, ci arriviamo, e quindi qualcuno se la prende con Motta, qualcuno se la prende con i calciatori, qualcuno se la prende con Giuntoli perché non parlano. Oggi Giuntoli però è intervenuto, ha parlato, scusate, stavo cercando le notizie di Giuntoli e c'è stato uno scherzo del gruppo Telegram che si è fatto male Asa. Scherzo, non vi preoccupate. Insomma, Giuntoli ha detto che Motta non si tocca, che non è in discussione, e questo mi riporta da un Giuntoli a un Manna le parole di un direttore sportivo. Questa intervista è uscita ieri, è girata ieri, intervista su Sky, che noi non possiamo vedere, questo è sentire, noi non possiamo vedere e non possiamo sentire, l'abbiamo solamente potuta leggere. Non lo so se è un contenuto esclusivo perché è poi Sky, io poi sto pure all'estero, quindi anche contenuti normali a volte non mi escono, ma possiamo solamente leggere. Visto che mi avevano fatto la cazziata qualcuno in privato, dice dove sta il video su Manna? Eccolo qua, datemi un attimo il tempo, ieri ho fatto la top 11 e doveva essere così. A Napoli è la prima volta da grande direttore sportivo, la prima grande volta da direttore sportivo. Napoli è un'opportunità grandiosa, incredibile, ti rapisce dal primo istante. Ripeto, Fabbri dorme, il signor Chiffi, anziché essere al VAR, era al bar, uno spritz sui Navigli, dove? Via Monte Napoleone, uno spritz e io pago. Fin dal primo giorno in cui entri a far parte di questo mondo, la passione e l'amore sono incommensurabili. Per un uomo del sud come Conte, Napoli è una sfida con contenuti emozionali diversi, come vi piacciono le emozioni. La passione e il carattere di una persona del sud sono un po' diversi rispetto al nord, c'è un tratto emotivo e qualche nota d'amore diversa. È normale che una persona del sud senta subito suo questo progetto. L'estate è stata di grandi colpi. McTominay è stato quello più inatteso? Non direi grandi colpi. Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. McTominay giocava in un grande campionato, in una squadra gloriosa, è nata da lontano. Poi quando abbiamo capito che c'era l'opportunità di prenderlo, siamo stati determinati, fortunati e bravi a concretizzarlo. È un Manna che vola basso, è un Manna che dimostra molto umiltà sotto questo punto di vista. Anche lo ha dimostrato quando ha detto molto candidamente, dici io dovevo fare di più, non sono contento nemmeno di me stesso. Qua anche su un colpo che tu hai fatto lui mantiene un profilo abbastanza basso. Ovviamente sempre Kvara, cosa le lascia? Lascia sicuramente un alone di rammarico. Privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile, ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato secondo me. Qua se tu lanci la bomba del ricatto dell'articolo 17, quell'altro che dici vi spiegherò un domani, è normale. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire alle cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta. Ricordatevi questa cosa, io sono convinto che si era arrivati a un punto di non ritorno dove a quel punto lo dovevi vendere per forza. È chiaro, farlo a gennaio senza poi la sostituzione è quello il problema, ma la volontà di essere pronto a sopperire, attenzione. Poi gli chiedono di Osimhen e qua ci rileghiamo a Højlund, quindi c'è Højlund. Victor è un tormentone sempre e non solo di mercato, cioè, un ragazzo tormentato che si porta appresso una tormenta, è un calciatore appetibile, vedremo, ha una clausola si sa e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile proprio per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso. Bene, molto bene, bravo, bis, nel senso che va risolta al più presto, e abbiamo saputo oggi. Però arriva questa notizia, è una voce, un rumor che si rincorre da parecchio tempo. Insomma, Fabrizio Romano ha detto che Osimhen ci va anche al Manchester United, ma devono dargli tutti i soldi che lui vuole, cioè sotto ai 10 milioni Osimhen non si vuole muovere. Lui deve guadagnare 10 milioni, questa è la sua proprio è il suo obiettivo di vita.
sono uno che guadagni 10 milioni all'anno finché gioco. Questa è la cosa così. Poi sembra che non gli interessi dove vada, ma deve guadagnare qui. Insomma, adesso è la notizia che la notizia sempre la voce che il Manchester United potrebbe prendere Osimhen, dare Højlund al Napoli è più un conguaglio di una trentina di milioni di sterline. Attenzione, il Manchester nei prossimi giorni è pronto a offrire Højlund più 33 milioni di sterline al Napoli nei prossimi giorni, perché il mercato è sempre aperto, per fortuna. Signori, io dico ma subito, ma senza proprio pensarci nemmeno un attimo. Più che altro mi chiedo, ma al Manchester United sono completamente impazziti, nel senso che spendono quello che vogliono spendere, non se ne fregano, poi devono andare a recuperare dei soldi, chiudono la mensa, non so che cosa ho letto, stanno recuperando dei soldi, svuotando la società, facendo delle rinunce a livello strutturale, così, cioè sembra che siano in grandi difficoltà economiche, stanno ristrutturando tutta la situazione societaria, però quando si tratta di giocatori Dorgu, gli piace Dorgu, si vanno a prendere Dorgu e lo pagano anche quello che lo devono pagare. Di conseguenza Højlund potrebbe essere non apprezzato lì dai tifosi lì, poi andrebbe guardata nel profondo la situazione di Højlund e quanto ha performato rispetto al prezzo di cartellino che teneva addosso. Il ragazzo, l'informazione reale è che ha appena fatto 22 anni, li ha fatti adesso a febbraio, quindi è un 2003. Cioè, rendiamoci conto delle potenzialità, quello che ci ha fatto vedere con l'Atalanta. Attenzione all'Atalanta, ritornerà anche il discorso dell'Atalanta tra i fossi eccetera eccetera, perché dall'Atalanta poi dopo esci dall'Atalanta e non è detto che vali quello che vali, ma non è detto che se vai male al Manchester United non sei altrettanto forte e puoi valere tantissimo da qualche altra parte. Quindi questo è il punto chiave che mi interessa, perché uno di 22 anni, se poi lo metti in una squadra che funziona, può ritornare a fare i buchi per terra e potrebbe anche accettare un ridimensionamento di un ingaggio che lui prende, penso intorno ai 5-6 milioni, una cosa del genere, potrebbe essere quello che guadagna Lukaku, e io quei soldi glieli do più a un giovane affamatissimo che viene per buttare le porte a terra, più che uno che sta nel fine della sua carriera. E allora Lukaku te lo devi tenere un altro po', gli affianchi uno giovanissimo che non parte con la pressione di dover spaccare subito, ma che si guadagna mano a mano minuti. Quindi questo è un discorso che, se il Manchester United veramente lo vuole fare, cioè prendere un Osimhen che è più vecchio di Højlund, che guadagnerà di più di Højlund e che si porta dietro tutta una serie di problematiche che le conosciamo noi, sta segnando come un pazzo Osimhen al Galatasaray, è un giocatore, un top player che fa la differenza. Se sono pazzi al Manchester United, il Napoli lo deve fare subito, immediatamente, perché io non sono convinto che ci saranno squadre che vogliano spendere 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 75 sull'unghia per Osimhen. Per Kvara lo hanno fatto, per Osimhen stiamo aspettando. Quindi questo è il discorso e sono riuscito a legarlo. Finiamola, sempre il discorso di Manna. Come sta Okafor? Noah arriva da un infortunio e da una condizione precaria, sta lavorando duro, si sta impegnando e penso possa dare una mano. E Giamabel, sarebbe anche il caso che hai preso quello che viene da un infortunio che non è pronto e che vabbè. A che punto è l'agenda dei rinnovi? Bella domanda. I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario. Su Olivera manca solo l'annuncio e diamolo, vabbè, non c'è fretta, abbiamo praticamente fatto tutto. Con Meret stiamo parlando, già diverso da filtra ottimismo, stiamo parlando, mentre per Anghissà è una situazione diversa, ne parleremo con calma perché non c'è fretta, si programma per fare tutto nei tempi migliori possibili, la volontà di essere sempre pronto, sopperire le cose che non possiamo controllare, siamo sicuri, ma usare la PEC per le cose che poi vuoi fare il rinnovo automatico che ai calciatori non piace sta roba qua. Impariamo dagli errori del passato, vi prego. Se poi tu ritieni che anche sa non vale nessuno sforzo, nemmeno dialettico, nemmeno tra gentiluomini, è un altro paio di maniche. Tu dici che questo fa delle buone prestazioni, poi dopo ne fa alcune in ciabatte, e allora questo è un altro paio di maniche. Lo lasci andare, parliamo di Fosso Scanzato, lo accompagniamo all'aeroporto come sempre si fa,
lo lasci andare da qualche altra parte e vediamo come si sviluppa. Perché poi, spoiler alert, non è detto che i giocatori che vanno da un'altra parte hanno subito l'impatto che leggasi Elmas, un Elmas che io non avrei mai voluto lasciare andare, va dove va all'Ipsia, non gioca mai, proprio mai, non riesce a integrarsi così. Ci siamo scansati un fosso, uno potrebbe dire, e invece no, è un giocatore che con noi funzionava alla grandissima, che aveva voglia di giocare giustamente, e che appena torna poi al Torino, 3 minuti gli sono serviti per fare un gol della Madonna e magari una rinascita per il ragazzo. Quindi il Lipsia saranno stati contenti, no? Di vendersi uno che non gioca mai, che non si è riuscito. Il Torino ne giova. Allora i fossi si scansano oppure si possono. Il fosso può diventare una forza da un'altra parte, in un altro ambiente dove le cose funzionano. Per concludere il discorso Mann, è tutto concentrato su Mann. Com'è il modello De Laurentiis visto da vicino? Il Napoli è una delle poche proprietà italiane che ricorda un po' la filantropia. Un sistema molto diretto, per prendere decisioni è tutto molto semplice, senza passare da consigli. De Laurentiis è un presidente presente che mi sta accompagnando in questo percorso e ne sono piacevolmente sorpreso. La filantropia, cioè, abbiamo sempre detto per esaltare il sistema virtuoso che non ti porta a debiti, che parliamo di imprenditori, quindi fa impresa, il fatto di mantenere i costi contenuti, la società snella, eccetera, eccetera, lo abbiamo esaltato per quello. La filantropia, un po' strana come risposta, se non lo ascolto e non lo vedo non capisco effettivamente, me lo potete dire voi nei commenti. Comunque De Laurentiis presente, lo sta accompagnando, quindi questo significa anche un po' che non è che ha avuto carta bianca Mann, non è che ha avuto questi sono i soldi, spendili come vuoi tu. Alla fine De Laurentiis mette il veto oppure no, e questo è chiaro che è bene che venga stabilito. Il Napoli è tra le candidate serie allo scudetto, serve restare attaccati alla realtà. Stiamo facendo un percorso importante e sappiamo da dove arriviamo. Normale che ci siano criticità ambientali o di pressione, vanno fatti degli step che si colgono solo con il tempo. Siamo contenti di quanto fatto, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo essere anche oggettivamente realistici. Bagno di umiltà, che è un gavettone di umiltà verso la folla, verso la piazza che onestamente ci crede. Come fai a fermarli se siamo primi in classifica per tanto tempo? È naturale. Quindi io capisco fino a un certo punto chi poi ha la maturità, e in queste oasi ce le abbiamo, la maturità di capire che il salto dal 10° al 1° posto è un salto pazzesco, dove ti vengono le vertigini e possono capitare dei momenti di mancamento. Questo non significa non poter sognare che si possano accorciare i tempi e bruciare le tappe. Dire questa cosa qua alla vigilia dello scontro diretto secondo me non è proprio il massimo, però di base io sono d'accordo con l'assunto, cioè che la realtà è diversa dal sognare lo scudetto, dall'arrivare allo scudetto subito. Le criticità ci sono, le criticità le abbiamo viste, le conosciamo e noi dobbiamo lavorare per superarle, per crescere e per non ritrovarci nelle stesse criticità in futuro. Insomma, è quasi un meglio così, che mi ricorda le parole di ADL a fine stagione scorsa. Meglio così, che siamo arrivati più lontani possibili dall'Europa, in modo tale che ripartiamo da zero. Però questo non ti ha tolto pressione, perché Conte si è messo il fieno in cascina subito, e quindi grazie a quello le pressioni sono arrivate lo stesso. Va bene così, onestamente. Parla ancora Garcia, perché non lo so, e lo continuano a intervistare, lui continua a parlare, non lo so se gli arriva la domanda, lui deve rispondere, o se è lui che dice fermi tutti, voglio parlare di ADL, non lo sappiamo, ma riporto parole prese, quando non potevo, ero ancora sotto contratto. Avevo una clausola di riservatezza, le famose clausole che non ti fanno parlare, e i miei diritti d'immagine appartenevano ancora al club. In Italia può essere esonerato, ma restare comunque legato al club. Non c'era alcun accordo finanziario, sono rimasto sotto contratto fino all'estate del 2024. L'equipe chiede se si sentisse prigioniero di De Laurentiis, prigioniero un po'.
Esiste un'espressione italiana, il tempo è galantuomo, il famoso padre tempo, come è noiosa questa cosa, che poi dipende quanto aspetti, perché è galantuomo adesso, no? Quando Motta, per esempio, De Laurentiis voleva Motta, il tempo è galantuomo, Motta va avanti, arriva in Champions col Bologna, il tempo è galantuomo, lo dovevi prendere, poi Motta va avanti, malissimo con la Juventus, il tempo è galantuomo, Motta è scarso, così. Poi magari Motta ottiene la fiducia, migliora la Juventus, il tempo è galantuomo, Motta era buono, eccetera, oppure lo esonero, va da un'altra parte, il tempo è galantuomo, Motto era una... Cioè, sta frase veramente fa un po' ridere, perché poi si può dire anche di Allegri, il tempo è galantuomo, insomma. Il tempo ristabilisce la verità e rimette ogni cosa a posto. Io l'ho lasciato al quarto posto, vero, e alla fine sono arrivati decimi, vero, con altri 2 allenatori, vero. Eravamo anche quasi qualificati per gli ottavi di finale della Champions League, non ho fatto tutto correttamente, vero, ma ero nel giusto, i risultati seguenti dimostrano gli errori commessi dal presidente, vero, non si può dire altro, ma di Napoli amavo tutto, la città, lo stadio, i tifosi, la squadra, tranne le interferenze del suo presidente, il presidente presente che dice manna, e chissà se Conte la pensa allo stesso modo. L'importante è non cadere dal pero quando avviene, perché gli esempi sono innumerevoli, e quindi quando poi avviene non è che dici ma che sorpresa, non me l'aspettavo proprio, e invece l'importante è aspettarselo ed essere pronti, perché le cose succedono, ma bisogna essere pronti, così come tu dovevi essere pronto quando Garnacho poi magari ti dicevi no, voglio qualcosa di soldi in più, quindi sono riuscito a collegare la cosa così, e quindi il discorso di Højlund si lega tranquillamente a quello di Dorgu, perché ieri, quando è stato ieri, mentre la Juventus eccetera eccetera, Dorgu si rendeva protagonista di un autogol clamorosissimo. Certo, in porta c'è Onana, quindi attenzione, un altro di quelli, ci siamo scansati un fosso, ma fu un protagonista assoluto di quell'Inter. Onana lo pagano tantissimo, poi va via, Onana malissimo, si sono scansati un fosso. Il discorso dei fossi, ragazzi, io vi porto un esempio: Kean della Fiorentina. Se qualcuno magari voleva Kean, quando torna poi alla Juventus e fa una stagione con 0 gol, ci siamo scansati un fosso. Poi Kean cambia aria, e gli esempi me ne potete fare tantissimi, di esempi nei commenti di giocatori che cambiano aria e poi vanno a migliorare, o che cambiano aria e vanno a peggiorare. Come si fa a dire Garnacho è un Dorgu allora pure lui è un fosso perché ha fatto l'autogol? Rachmani è un fosso? Ce lo dobbiamo togliere al più presto. E chi se lo prende uno che ha fatto l'autogol? Stanno criticando Garnacho, benissimo. Quanti giocatori noi abbiamo criticato? Stanno criticando Kvara, è un fosso. Secondo voi il Paris Saint-Germain lo ritiene un fosso Kvara? Quindi è un discorso un pochino strano. Secondo me, se tu hai un'idea e la vai a portare a termine, poi dopo vedi se l'idea la riesci a sviluppare. Koopmeiners è un giocatore irriconoscibile. Vlahovic non si riprende più, fa un gol, sembrava sia ripreso, sbaglia un gol, a parte il rigore. Vlahovic sbaglia un gol praticamente a porta vuota, solo lui è il portiere, si gira bene e la tira fuori. Succedono cose. Ildiz, giocatore che io adoro, ha tirato un rigore da schiaffi. Insomma, la realtà è che il calcio è fatto di giocatori forti che possono giocare male e giocatori così e così che possono giocare anche molto bene, purché ce lo facciano fare. Perché oltre alle qualità di un allenatore, di un giocatore, di une scelte societarie eccetera, cioè tu puoi fare tutto benissimo, poi dopo ti devi scontrare con la realtà. Questo è è doveri l'arbitro disegnato, e guardando nel profondo io non li giudico mai prima. Il piccione sta al quarto uomo, quindi il quarto animale, il quarto uccello è piccione. Ma hanno mandato Marini al VAR, e Marini era quello del VAR del Napoli-Inter, dove poi c'era il fallo di Lautaro su Lobotka e uscì questa moviola qua da Cesari. Voto 4 l'arbitro Massa e 3 al VAR Marini, perché Massa magari non lo può vedere ma il VAR ti deve richiamare. C'è fallo su Lobotka nella zona di 0-1. Il contratto tra Acerbi e Osimhen è calcio di rigore, ma tra Acerbi e Osimhen figuriamoci se non c'era acerbismo, e ce lo ricordiamo bene. Credo di aver coperto tutte le cose. Lasciate un like se siete riusciti a tenere il filo del discorso, che questa è più una chiacchierata. Alle volte posso fare pure una chiacchierata senza avere per forza una notizia clamorosa che è uscita. Billing è uscito il video su Billing sul canale del Napoli, è un cucciolone anche lui, Billing. E ci sono purtroppo due particolarità, due coincidenze
che mi ha mandato Francesco Perrone, ma non le dico, perché altrimenti smettila di gufare, eccetera, eccetera. Non le dico e ne parliamo poi, se poi avvengono, perché è una particolarità che abbiamo notato e non fa niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, tengo il che fare. Vi trovate? I fossi? Vi scansiamo?